Per Chioggia Azzurra siamo con Andrea Segre, regista. Qual è il suo capolavoro? Quello che ritiene il suo capolavoro? Beh, non credo di averlo ancora fatto, lo farò tra un po'. Sarà il prossimo allora. Il migliore dove si è espresso meglio? Ma io mi sono divertito in tantissimi mondi che ho conosciuto per la prima volta con i miei film, oppure in mondi che ho potuto riscoprire come Chioggia, dove sono cresciuto e nato, ma quando ho fatto Io sono lì ho scoperto dei pezzi di Chioggia che non conoscevo, o come Venezia, dove sono cresciuto in parte, ma dove ho scoperto pezzi di Venezia che non conoscevo. E poi mi sono divertito invece ad andare in mondi molto lontani, molto diversi. Insomma, questo viaggio tra l'altro e me è sempre un viaggio che mi diverte. La stimola, sì, certo. Per così dire. Mi spiega cos'è la residenza artistica e il Zalab? La residenza artistica è uno spazio di laboratorio che facciamo tutti gli anni qui a Laguna Sud, in cui invitiamo alcuni registi da tutta Italia, giovani registi, che per circa 2 settimane si perdono e viaggiano dentro il cuore di Chioggia e raccontano una storia, 2 storie a testa, e alla fine del festival mostriamo quello che loro raccontano. Quello che fanno adesso i registi. Quest'anno abbiamo 3 registi che lo stanno facendo, uno appunto non sta tanto bene, Julian Popa, gli altri 2 stanno lavorando, Giulio Gubetti e Attilio Tamburini. Zalab è l'associazione di cui io faccio parte, che organizza, fondata anche da lei, di cui io sono uno dei fondatori, e che è un'associazione culturale che produce e distribuisce cinema documentario e che produce anche il Festival Laguna Sud insieme al Comune di Chioggia, alla Proloco e alla Fondazione. Dovete trovare un nome diverso però al documentario, dovete svecchiarlo il nome documentario, come avete detto. Però è il suo nome, cioè capisco che il documentario fa sempre, c'è sempre un conflitto eterno, insomma. Però il nome documentario dice qualcosa di chiaro ed è giusto continuare a frequentarlo dentro questo. Però ci sono delle cose meravigliose che viaggiano dentro quel nome, che ovviamente quel nome non è sufficiente, ma come non le può tante contenere. cose, no? Anche la parola casa non è sufficiente per raccontare la casa. Esatto. Ultima domanda, sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia? No, quest'anno dopo un po' di anni me ne sto tranquillo, che negli ultimi 3 anni ho presentato un film tutti gli anni, quest'anno no. Basta. Relax. Solo Chioggia. Grazie infinite. A voi.